Eccoci nuovamente in studio con la storia di Maria Cristina, che ci stava raccontando il momento in cui il professor Livi, il cardiologo che le ha donato una vita nuova, l'ha chiamata a casa per dirle è arrivato il momento, c'è qualcosa per te di molto importante a Udine. Udine è il posto dove tu sei stata operata dal professor Livi. Sì. Il momento dell'arrivo in ospedale. Allora, il momento dell'arrivo sono stata accompagnata da un familiare, ma serena. Dirò che come sono entrata mi hanno messo subito a mio agio, tanti prelievi, La mamma Silvana era rimasta a casa? Sì, la mamma Silvana. Silvana, prima di continuare il racconto, quando ha dato il bacio a Maria Cristina e l'ha vista partire in macchina verso Udine, che cosa ha provato? Si figuri. Quanto hai pregato? Tantissimo. Tanto. Non pregava solo per Maria Cristina, adesso so che continua a pregare anche per il professor Livi. Che sì, bravo per salvarla. Sì. Ma dopo vino una sorella e una mamma che veniva tutti i giorni a pregare. Una maestra. La signora Carla. Sì, la maestra del paese che era andata in pensione, che era il mio mito, una grande signora che è mancata l'anno scorso, e quella mi ha dato veramente la forza di andare avanti mentre aspettavo il cuore, è andata in supporto alla mamma quando sono Nei andata. giorni in cui tu eri a Udine, sì. Per il passaggio a questa nuova vita. Sì. Quando sono arrivata era appena andata in sala operatoria, appena arrivata, era poco, sono da me, ho aspettato fino alle 3 del mattino, del mio foreo, e mi ha detto che è andata benino, ma mi avrebbe che mi sento è andata bene, mi pare che non fosse andata. Voleva la parola benone, no, benino. E dopo sono andata, era il marito che adesso prende casa a letto. Noi andiamo così alle 3 della mattina, non conosciamo nessuno, e ha detto, ben tu porti il soggiorno e fai un tè caldo. E lei ha aspettato la mattina per sentire altri. E ora la mattina sono andata al campanello e ha detto, Cristina è già sveglia. E quindi ha visto sua figlia. Quanto felice era Silvana? Tanto. Maria Cristina, il momento in cui sei entrata in sala operatoria. Sì, mi ricordo di una infermiera che mi hanno preparata e mi ha messo la cosa mascherina, che ho detto ai, questa è l'anestesia. No, ha detto signora, questo è l'ossigeno. Beh, non importa, così non posso stare, ma mi creda, ero serena, non lo so da dove fosse venuta tutta questa serenità, io sapevo di essere in mani buonissime, io sapevo che il giorno dopo ero sveglia, perché io aspettavo sto cuore come... Ti dava sicurezza il professor Livi in quel momento? Cioè quel momento hai avuto una sicurezza che ti è arrivata anche dal cielo? Perché tutti mi hanno detto, io non lo conoscevo, ho sentito parlare, vai tranquilla che veramente, come mi ha detto Montemitro, sarà un successo. È stato un successo, professor Livi. Lei immagino che di trapianti ne avesse fatti tanti altri prima di quello di Maria Cristina, però immagino che per ogni paziente si viva sempre una storia, un'esperienza nuova, diversa. Sì, devo dire che da chirurgo il momento in cui questo cuore riprende vita dopo il trapianto e dà vita è sempre una fortissima emozione. Anche se ne ho fatti centinaia di trapianti, tutte le volte è sempre una fortissima emozione, perché in qualche maniera, non solo perché dà un significato a quel lavoro che hai fatto, perché vedi il successo immediato, il cuore che riparte, sostiene il circolo, fa rivivere la persona, e poi dà, come dire, ti scarica un po' l'ansia che hai vissuto fino a quel momento, perché anche noi chirurghi ovviamente viviamo un momento particolare, perché c'è sempre il dubbio che poi questo cuore non riparta, possa esserci qualche problema intercorrente, si mette in gioco la vita della gente,
E quindi ripartire, vedere ripartire il cuore vuol dire dare fortissima emozione, perché dai la vita e ti gratifica come professionista, come uomo, e d'altra parte ti scarica un po' quest'ansia che hai accumulato durante l'intervento. È un momento bellissimo, devo dire la verità, anche per noi, e non ci si fa mai l'abitudine, malgrado decine, centinaia di trapianti uno può aver fatto. Ogni volta è una bella emozione. Ricorda di più, professore, gli occhi del paziente prima di sottoporsi all'intervento o gli occhi di ringraziamento dopo l'avvenuto trapianto? Ma io direi occhi di ringraziamento, io credo siano occhi di felicità, di qualche volta anche di serenità raggiunta. I pazienti escono dal trapianto, ovviamente escono dal sala operatoria che ancora dormono, quindi vengono risvegliati con un po' di tempo, però appena riacquisiscono coscienza sprizzano gioia da tutti i pori, come si suol dire, perché in effetti loro vivono un'ansia tremenda, aspettano questo cuore, questo trapianto come soluzione a tutti i loro problemi drammatici vissuti in precedenza. Per cui nel momento in cui si rendono conto che il trapianto è andato bene, tutto va per il meglio, sono le persone più felici di questa terra. Devo dire, è veramente un successo che si legge negli occhi dei pazienti. E la signora Silvana stava dicendo una gioia che traspare anche dai parenti, non solamente dai pazienti, è vero? Quanto felici tantissimo, eravate quel tantissimo, giorno? Tantissimo. Tantissimo. Tutto il paese. Tutto il paese. Tutto il paese. Tutto il paese. Ah sì? Sì. Cosa è successo? Ci racconti, Silvana? No, mi diceva come un po' che ha fatto fiore a setto. Quindi le preghiere di tutti, Di tutti, sono di riuscite. tutto il paese. Sì. Sì, sì, è stato bello, sì. È tutto da sola, perché patente no, e sono sempre stata con lei. Sempre stata vicina assieme a Marco, con naturalmente, visite, il suo tutto. bellissimo ragazzo, Maria Sì, Cristina, sì, che sì, noi sì. salutiamo. Una No, famiglia ma meravigliosa. io ero a lavorare io. Lui era al lavoro allora, ma la mamma, i miei fratelli, i miei cognati, tutti molto bravi con me. Ora hai ripreso la tua seconda vita, Sì. una vita assolutamente normale, Sì. tu naturalmente vai in Proprio- macchina, lavori, fai tutto in maniera assolutamente normale, come prima di ammalarti, Maria Cristina. Guardi, sì, Meglio? quasi meglio, dico la verità. Perché io vado a fare la spesa dove prima ammalata non riuscivo neanche a portare una mela, perché la mela mi pesava da morire. Adesso porto la spesa, faccio il primo piano con 2 cose di acqua, porto sopra, porto tutto da sola. I vicini di casa vogliono aiutarmi, io sto bene, non ho bisogno. Io penso, professore, che questi siano i racconti e le storie che vi danno veramente la forza di affrontare anche tanti sacrifici, perché c'è un grande lavoro d'equipe dietro a una figura come la sua, immagino. Sì, c'è, intanto ovviamente bisogna ricordare che Cristina ha avuto il trapianto nel 2003, sono passati 13 anni, quindi 13 anni di vita restituita a un paziente che aveva un destino già assegnato credo sia importante. Per di più una vita normale, quindi una qualità di vita del tutto normale, che questo gratifica nella operatività quotidiana, vuol dire che in effetti la terapia che abbiamo adottata, quella del trapianto, ha dato i risultati attesi. E noi ci auguriamo, e che lo dia ancora per molto tempo, quindi per molti anni, si parlava prima con la Cristina, che uno può, non c'è limite in effetti all'età di durata di un trapianto cardiaco. Cosa che invece all'epoca di Ilario Lazzari e del primo trapianto si sapeva molto meno, allora diversi, ovviamente era un'attività un pochino più pionieristica, le conoscenze erano più limitate, la tecnologia a disposizione, i farmaci a disposizione erano meno, forse anche meno efficaci. Adesso abbiamo un corredo tale che ci permette di garantire ai pazienti un successo duraturo nel tempo. Questo ovviamente non siamo solo noi arbitri della vita altrui, però sicuramente siamo in grado di gestire al meglio la situazione, molto più di prima, questo sicuramente.
molto. Poi, Maria Cristina, sì. un ultimo ringraziamento, professor Livi, vuoi farlo davanti alle telecamere? Io dico che oltre ad avermi dato la vita, non so, non ci sono parole per ringraziarlo, perché sono veramente bravi. E anche quando ho bisogno io chiamo, sono sempre presenti, sempre, sempre. Quando vado a Udine per fare ogni 3 mesi, 4, i miei controlli, mi creda, è come andarsi a casa mia. Non vedo l'ora di andarci, sono proprio contenta, non ho parole. Io vedere lui, gli voglio bene a questa persona. Chi è che lo vuoi bene, Cristina? Io gli voglio bene e lo ringrazio per quello che ha fatto. Chi che lo vuoi bene? Anche lei, Silvana. Sì. Beh, ma anche per noi tutti i pazienti sono come Sì. qualcosa che ci appartiene, forse in maniera un po' sproporzionata, però il lavoro fatto, il vincolo che ci lega a loro, forse anche la simbologia che rappresenta il cuore nel momento in cui ridiamo la vita alla gente, è un legame poi duraturo che non si scinde mai, e questo in qualsiasi momento siamo lì che raccogliamo le nostre forze per dare quelle risposte che sono necessarie ai pazienti, e in questo campo devo dire c'è un lavoro, come diceva lei prima, di equip molto importante, e qui forse merita ringraziare non tanto il professor Livi quanto il gruppo, che sia medico, infermieristico soprattutto, medici di varie specialità, che fanno un lavoro qualche volta massacrante, pesante, d'altra parte gratificante, come abbiamo detto, però essenziale per poter garantire ai pazienti una qualità di vita come la Cristina sta dimostrando di avere. Come ci sta dimostrando la nostra Maria Cristina. Molto bene. Grazie a Maria Cristina Renesto per questa bellissima testimonianza che è stata accompagnata dalla mamma Silvana Rogato, e naturalmente un grazie e un continuate così, perché veramente vi fa onore al professor Ugolino Livi, che lo ricordiamo è il direttore della cardiochirurgia di Udine. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità e poi un'altra storia, la storia del disastro della puntualità. A tra poco.